È in prognosi riservata all'ospedale di Padova un operaio di 69 anni residente a Campo San Martino, caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nella zona artigianale di San Giorgio in Bosco. Il primo a intervenire è stato Flavio Camporese, titolare di un'azienda che commercializza telai per biciclette di alta gamma e che è in affitto su una porzione di 700 metri quadri della struttura. Stavo facendo le operazioni di magazzino e siccome siamo ancora a mezzi chiusi per ferie, quindi era abbastanza in tranquillità, e a un certo punto ho sentito un boato, ho alzato gli occhi, ho visto uno squarcio nella copertura e sono andato subito a vedere cosa è successo e ho visto che questa persona era caduta, al che abbiamo subito allertato il 118 perché giustamente non sapevamo neanche che ci fosse questa persona. E da lì dopo sono partite tutte le operazioni di rito che stanno ancora andando avanti, quindi stiamo aspettando anche noi altre notizie e purtroppo dettagli non ne ho, perché più di aver visto la persona ho cercato di interloquire con lui. Nel momento in cui ho visto che c'era un po' di risposta siamo partiti subito ad allertare il 118. Per il soccorso è intervenuta un'ambulanza da Cittadella e in pochi minuti anche l'elicottero del SUEM che ha portato l'infortunato a Padova. I rilievi e le indagini sono in mano ai carabinieri, arrivati con una pattuglia del radiomobile di Cittadella e con un'altra della stazione di Tombolo. Per tutta la mattina il personale Spisal dell'ULSS 6 Eugania è rimasto all'interno del capannone per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro. Il tetto era verosimilmente umido per la pioggia caduta nella notte, ma resta da verificare la causa del cedimento improvviso sotto i piedi del 69enne che ha fatto un volo di una decina di metri. Della sua presenza l'azienda affittuaria, presente qui dal 2022, non era stata informata.